come stai, tradita da una storia finita e di fronte a te l'ennesima. Siamo con Ars in occasione della 36esima Ciaminade fra Amis, dove in questa occasione passo la parola al primo cittadino del nostro comune. A lei, signor Sindaco. Grazie Giovanni per la presentazione e per l'invito. Voi sapete che Gonars è un paesino della Bassa Friulana, a 7 km ad ovest di Palmanova, 20 km quadrati di superficie, 4.800 abitanti. Oggi, come diceva Giovanni, che è uno dei migliori rappresentanti dell'organizzazione dell'Associazione di Amis di Via Rome, è stata organizzata questa bellissima marcialonga. Il tempo tiene, mi pare, la gente è arrivata ed è tanta, poi faremo il compito finale. E oggi mi permetto di dire una cosa, prima di tutto, oggi è la festa della donna, un grande augurio all'altra metà del cielo, un augurio alle donne di Gonars, ma di tutto il Friuli Venezia Giulia e di tutto il mondo. Spero che l'8 marzo continui e sia la festa di tutto l'anno, di ogni giorno dell'anno. Un po' ti senti sola, nessuno che ti possa ascoltare, che divida con te i tuoi guai. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei, insegui il tuo destino, perché tutto il dolore che hai dentro non potrà mai cancellare il tuo cammino. Allora scoprirai che la storia di ogni nostro minuto appartiene soltanto a noi, ma se ancora resterai persa senza una ragione in un mare di perché, dentro te ascolta il tuo cuore e nel silenzio troverai le parole. Chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a arrivare dentro il pianeta del cuore. È difficile capire qual è la cosa giusta da fare. Giovanissima concorrente per la Marcialonga, no, è una bella ragazza, festa della donna, sei una donna anche tu. Cosa dici del percorso? Ti è piaciuto? Sì, fino a qui era bello. Dai. Fino a qui era molto bello. Anche se è tanto caldo. Ah, è caldo? Sì. Io faccio 12 km. Fai la 12 km? Sì. Benissimo. Ecco un altro bel gruppetto di persone. Donna, buongiorno signora, buona festa della donna. Grazie. Cosa deve dire del percorso? È bello, si sta bene fuori e si sta bene. Da dove venite? Noi da Portugallo, Lugugnana veramente. Da Udine. Lui da Udine. No, da Lugugnana di Portogruaro. Ah, da Lugugnano del Portogruaro. Bibione e Cao. Va bene, va bene. Buongiorno e buona camminata. Se ti batte nella testa un'emozione, l'orgoglio che ti piglia, le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare, ma se ti ritroverai senza stelle da seguire, tu non rinunciare mai, credi in te, ascolta il tuo cuore, fai quel che dice anche se fa soffrire, chiudi gli occhi e poi tu lasciati andare, prova a volare oltre questo dolore, non ti ingannerai. L'ecologia è una delle cose a cui tiene molto l'amministrazione comunale. Noi abbiamo posizionato sui tetti degli edifici pubblici degli impianti fotovoltaici per un risparmio energetico e un'energia più pulita. Abbiamo posizionato anche in questa sede, come vedete, che è nelle vicinanze del nostro centro per anziani, una colonnina per la ricarica per le auto elettriche che sarà a disposizione gratuita di tutti coloro i quali lo vogliano nel Friuli Venezia Giulia e in Italia. La nostra amministrazione è stata attentissima anche a sostituire le vecchie lampade per illuminazione pubblica obsolete con lampade a LED. Abbiamo circa 200 punti luce LED che ci permettono un risparmio ecologico e un risparmio energetico. Se ascolti il tuo cuore
Questa è la nuova sede della Protezione Civile e del magazzino comunale. I lavori sono iniziati circa 7 anni fa e si sono trascinati un po' lungamente fino ad oggi, sempre per carenza di fondi. Era stata pensata come pluricomprensiale e invece adesso sarà destinata solo al comune di Gonars. Ecco, alle mie spalle il monumento ad Oreste Salomone, prima medaglia d'oro al valor militare dell'aeronautica italiana. Oreste Salomone si alzò con un suo Fokker dal campo di aviazione sito sulla strada alta per andare a bombardare Lubiana. Degli aerei dell'impero austro-ungarico che lo mitragliavano, i suoi due compagni morirono e lui fu ferito. Nonostante questo riuscì a portare l'aereo, che si chiamava Aquila Romana, e a farlo atterrare sul campo sempre di aviazione di Gonars. Lui era amico di Gabriele D'Annunzio, che doveva salire su quell'aereo e che non salì perché ebbe un contrattempo. Di Gabriele D'Annunzio lo cita questo episodio nel suo libro Il Notturno, dove parla di Oreste Salomone e di quello che è successo nel campo di Gonars, e cita anche il nome di Gonars. Sì, quest'anno sono tantissime le manifestazioni che ricordano il centenario appunto della Prima Guerra Mondiale. Per gli italiani causò 620.000 morti. Si tratta però di trarre insegnamento da questi momenti tragici per guardare alla pace. Spetta a noi, istituzioni, sindaci, amministratori, ricordare questi aspetti e rivalutare tutti i monumenti che abbiamo nei paesi, cercando di ricordare la loro storia e le motivazioni che generazioni di amministratori prima di noi hanno voluto lasciare, un dovere da parte delle istituzioni. Dentro il pianeta del cuore, è difficile capire qual è la cosa giusta da fare, se ti batte nella testa un'emozione. Gonars, País das Carpis. Tutti conoscono la tradizione calzatoriera di Gonars, che ha radici profonde. È cominciato nel 1700 attraverso la produzione degli zoccoli, ha avuto un impulso importante durante il periodo veneziano, perché naturalmente Gonars forniva le scarpe alla fortezza di Palmanova, e poi durante le 2 guerre mondiali, perché a Gonars c'erano appunto le officine in cui le persone facevano le scarpe per i soldati al fronte. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale è continuato questo tipo di espansione, tanto che Gonars è riconosciuta come il Manzanese per le sedie, è riconosciuta Paese delle Scarpe. Qui si dava lavoro a circa 4.000 operai che erano presenti nei nostri calzatorifici. Ti piglia le notti in cui il rimorso ti sveglia per la paura di sbagliare, ma se ti ritroverai. Ecco, siamo alla finale di questa camminata fra amici di Via Rome. Niente, io a questo punto passo la parola al nostro primo cittadino, dove darà gli ultimi esiti della camminata fra amici. Grazie Giovanni, una giornata positiva, tantissima gente, oltre 2.300 persone, tutti qua, hanno tutti compiuto il percorso, non c'è stato nessun problema, nessun incidente, il tempo ha tenuto, è una bellissima giornata un po' ventosa. Io spero che questa situazione si possa ripetere anche i prossimi anni e ringrazio tutti i partecipanti, in particolare le donne e in particolare gli amici di Via Rome, che ci hanno permesso di fare questa bellissima giornata per tutti, per la salute, per il peso, per la pressione e tutte le cose che si migliorano con la marcia.
Io adesso passo la parola alla nostra rappresentante femmina. Per oggi è l'8 marzo, un augurio profondo da parte di noi tutti, maschi e di tutto il mondo. Grazie. Mi presento, sono Valentina del gruppo Podisti Longobardo di Cividale. Domenica prossima si svolgerà la Marcia delle Rondine alla sua 25esima edizione. Vi aspettiamo numerosissimi come sempre, ci saranno 3 percorsi da 5, 10 e 23 km. Vi attendiamo, grazie a tutti.